Ancora 3 anni in questa seconda corsa all'Arcoveggio. C'è il ritiro di Goccia Jet, sono in 10, 1 Georgia Bourbon, 2 Trap Prince Torresen, 3 Giacinto Pax, 4 Ghe Pequeño, 5 Ginzamo, 6 Gabriel. Seconda linea 7 Galaxy Baba, 8 Gallius, 10 Greg di Girifalco, 11 Julius. Favori in chiusura per il debuttante Trap Prince Torresen, numero 2 tedesco di Paolo Romanelli, in salchi Giampaolo Minnucci, macchina che accelera e c'è l'errore proprio del favorito, mentre si lancia in avanti Ginzamo. Parte molto numero bene. 2 tra Prince Torresen Va squalificato. a condurre, mentre in seconda posizione cerca di rimanere Giacinto Pax, operazione che riesce. In terza ci va Greg di Girifalco, più indietro Giorgia Barbone, intanto primi 215,6 per Ginzamo. Giacinto Pax in scia, all'esterno è rimasto invece Ghe Pequeño, che rimane a ridosso della leader dopo i 400 in 31,8. All'esterno c'è anche Julius, terza posizione per Greg di Girifalco, poi anche Giorgia Barbon ha spostato all'esterno. E così se ne vanno i primi 600 metri di gara in un tranquillissimo 48,4, con al comando Ginzamo, all'esterno Ghe Pequeño, alla corda Giacinto Pax, con all'esterno Julius. Poi ancora un'altra pariglia formata da Greg di Girifalco e Giorgia Barbon. Quindi Galaxy Baba Gabriel, che però si getta di galoppo. Numero 6 Gabriel squalificato. Cavalli che affrontano il chilometro nelle identiche posizioni, non cambia nulla tatticamente, con al comando sempre Ginzamo, che ha potuto graduare a piacere fin qui. Lo scatto in terza ruota di Julius. Julius avanza deciso a 500 dalla conclusione, in breve sopravanza Ghe Pequeño, si porta a ridosso della battistrada per prendere subito margine di vantaggio. Julius in vantaggio su Ginzamo, in terza posizione c'è Giacinto Pax, poi sposta anche Greg di Girifalco, retta d'arrivo con in netta evidenza Julius, che nel finale allunga ancora per venire a concludere netto vincitore. Per il secondo è il numero 5 ancora di Ginzamo, che tiene a bada Giacinto Pax, che precede Greg di Girifalco. 1,17,3, c'è un bel 29,2 a chiudere dopo corsa di tutto comodo per il primo chilometro. Julius invece è intervenuto nel mezzo giro conclusivo con bel piglio, viene a vincere questa corsa, seconda corsa all'Arcoveggio. Netto il margine su Ginzamo, al terzo è Giacinto Pax. Successo quindi per l'allievo di Simone Levakovic, per conto di Lucio Colletti e della scuderia Prosperus.